Luminarie, colori, mercatini, iniziative. La magia del Natale è arrivata a Padova. Un grande investimento, quello che ha fatto anche quest'anno l'amministrazione comunale per regalare ai padovani, ai turisti, ai visitatori un grande Natale. Un grande Natale con le luci nelle strade, le luminarie che abbiamo allestito anche in collaborazione con i commercianti, con le associazioni che li rappresentano, luci che sono presenti in centro storico ma dove c'è la proattività dei negozianti anche all'interno dei quartieri, dove comunque abbiamo messo le nostre illuminazioni nelle piazzette, nelle rotonde, per fare in modo che il calore del Natale, la luce del Natale si possa diffondere in tutta la città. Non solo luminarie, l'atmosfera a Padova è ancora più magica grazie alle proiezioni luminose del videomapping che rendono vive le facciate monumentali di Piazza delle Erbe, Piazza della Frutta, Piazza dei Signori e sulla chiesa di Sant'Antonino l'Arcella. Le luci variopinte in movimento esaltano le linee architettoniche dei monumenti e guidano padovani e turisti in un viaggio nella storia della città. Già negli anni scorsi è stata molto apprezzata dalle persone che soprattutto vogliono rubare una cartolina con una bella foto fatta con il cellulare. A riempire il centro storico non mancano i mercatini. Tra le tradizionali bancarelle della Fiera del Natale, presenti un po' ovunque in piazza Capitaniato, si concentrano i prodotti dell'artigianato artistico. Particolarmente suggestivo è il villaggio di Babbo Natale allestito in piazza Eremitani. Quest'anno è più grande, ci sono tante attività di animazione proprio per coinvolgere le famiglie, i bambini, fare in modo che chi vuole passare un pomeriggio spensierato di shopping in città abbia un approdo sereno dove stare in serenità, in compagnia. Tra le attrazioni natalizie, immancabile è la pista di pattinaggio, quest'anno con l'inedita quanto suggestiva location in Prato della Valle, 600 metri quadrati a disposizione degli amanti del ghiaccio con possibilità di noleggio dell'attrezzatura, il tutto all'ombra di un albero alto 9 metri, interamente realizzato con materiale riciclato. Ma numerosi sono anche gli eventi che accompagnano le festività natalizie. Una organizzazione che mobilita un po' tutte le realtà della città, abbiamo il trasporto pubblico agevolato, i musei gratuiti, insomma è un grande periodo in cui venire a Padova, divertirsi a Padova, fare acquisti a Padova e apprezzare delle nostre bellezze illuminate sotto il segno del Natale.